Angela Lazzarini, riprenderanno anche per il 2020 le attività formative del patentino dell'ospitalità, un progetto che è stato presentato anche all'ultimo G20S, il G20 delle spiagge. Di cosa si tratta? Praticamente il progetto del patentino dell'ospitalità è un progetto formativo gratuito che il Comune di Cavallino Treporti ha iniziato ben 5 anni fa, infatti questa che si è conclusa quest'anno è la quinta edizione, appunto su dei corsi di formazione in vari ambiti. Abbiamo l'ambito storico-culturale, l'ambito ambientale, l'ambito turistico, linguistico, quindi prende ad ampio spettro più ambiti. In questi 5 anni quanta gente ha partecipato alle vostre attività? In questi 5 anni abbiamo visto numeri importanti, abbiamo avuto circa sui 300 partecipanti, quindi patentati ogni anno. Infatti anche quest'anno i patentini erano sui 250, purtroppo non siamo riusciti a fare, quindi a svolgere la consegna degli attestati, che però faremo con l'inizio del prossimo patentino. Il patentino dell'ospitalità appunto è stato interrotto per l'emergenza sanitaria del coronavirus. Ora come ora abbiamo intenzione di proporre alla cittadinanza delle videoconferenze per poi ripartire con il prossimo progetto, quello da ottobre-novembre. La tematica quindi sarà sanitaria, chi vi prenderà parte, come ci si può collegare? Il primo appuntamento sarà già giovedì 30 alle 10:30 con il dottor Nicolardi, che è il responsabile di prevenzione dell'ULSS 4, in cui appunto si parlerà di come gestire la situazione, quindi tutta la parte di sicurezza e di prevenzione, sia nei posti di lavoro che quando per capirci si va a fare la spesa, si sta fuori con gli altri, quindi capiremo a grandi linee e da un esperto che metodi e che protocolli tenere a livello di sicurezza. Potranno partecipare tutti gli utenti che vorranno mandandoci un SMS al 366 9321 030 con nome e cognome e appunto con l'adesione a partecipare a questa videoconferenza che si terrà nella piattaforma Meet, quindi sarà da scaricare sia sul tablet che sul PC che da telefono, scaricare l'app Meet, però prima mandarci l'SMS per essere confermati.